Bentrovati con Anziani in Movimento, una proposta di attività fisica per tutte le età, ma soprattutto per gli anziani. Siamo qui alla prima puntata grazie all'associazione Che Spettacolo che organizza questa serie di appuntamenti di attività fisica e naturalmente un grazie di cuore va alla Fondazione Friuli col suo presidente, dottor Giuseppe Morandini. Siamo qui oggi in questa prima puntata di esercitazioni di attività fisica con la dottoressa Eleonora Pressacco, laureata in scienze motorie presso l'Università degli Studi di Udine, con proprio una serie di esercizi semplicissimi da farsi ancora prima di scendere dal letto, per cui un risveglio mattutino di attività fisica. Ecco che per star bene, per stare in salute, basta poco. Vediamo che partiamo dalla posizione sdraiata e per cui un grazie va dato all'azienda Specialisti del Riposo di Tavagnacco del signor Paolo Persello e per cui, Eleonora, diciamo che possiamo partire con una serie di esercizi di mobilità, flessione ed estensione dei piedi, per cui partiamo da parte estrema, i nostri piedi. Prego, Eleonora. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo con una flessione e estensione dei piedi alternata. Lo faremo 15 volte e conto io. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mentre lo esegue e vi dà il tempo nell'esecuzione avrete notato che non c'è il cuscino, per cui abbiamo tolto il cuscino in maniera tale che dal punto di vista anche delle curve fisiologiche della nostra schiena siamo diciamo in posizione neutra e partiamo proprio dal movimento di flesso estensione delle caviglie, proprio cercando di portare quello che è un po' l'ossigeno e la circolazione in tutto il corpo. Proseguiamo flettendo un ginocchio alla volta, quindi partendo da distesi, fletto il ginocchio e ritorno. Sempre 15 ripetizioni. 1, 2, 3. In maniera molto graduale, 4, molto lenti, abbiamo queste flessioni 5, per cui abbiamo l'articolazione del ginocchio e dell'anca 6, che vengono interessate. 7, 8, 9, 10, 11. Ebbene, mentre si eseguono 12. tutti questi esercizi, che ogni persona ascolti un po' quelli che sono i segnali del proprio corpo e non devono essere mai fatti dei movimenti bruschi con nessuna forzatura e registriamo quelle che sono naturalmente i feedback che il nostro corpo dà. Bene, Eleonora? Proseguiamo con le gambe belle distese. Ne alziamo una alla volta molto lentamente, ricordandoci di respirare. Sempre 15 ripetizioni. 1. La dottoressa Eleonora ha naturalmente 2. sottolineato l'importanza della respirazione, per cui inspirazione ed espirazione. Solitamente la respirazione avviene con un'ispirazione dal naso e il tempo poi dell'espirazione è il doppio di quanto è stato quello della inspirazione. Per cui sollevo, inspiro, scendo, espiro. Qui andiamo in qualche modo a coinvolgere quella che è l'articolazione dell'anca, ma anche tutto un discorso di tonificazione degli arti inferiori. Siamo a 12, 13, 14 e 15. Ok, la posizione di partenza è sempre la stessa. Per il prossimo esercizio porteremo una gamba alla volta lateralmente, sempre 15 ripetizioni. 1,
Per cui quasi scivolando sul letto, alzo di pochi centimetri una gamba e come vedete faccio dei movimenti laterali. 4, 15 sono le 5. ripetizioni, sostanzialmente premiamo l'arto che inizia, di solito si fanno una quindicina, una ventina di questi movimenti, proprio in completo relax con un atteggiamento di ascolto. Naturalmente ben venga anche un sottofondo musicale nell'esecuzione di questi esercizi, che rappresentano della ginnastica dolce fatta a letto da sdraiati al momento del risveglio mattutino. Sicuramente migliorano quella che è la nostra mobilità, la nostra circolazione, la nostra respirazione e anche il nostro approccio mentale, psicofisico per iniziare una buona giornata. Passiamo ora alla parte alta del nostro corpo. Partiamo con dei movimenti del capo. Inizialmente ruoteremo il capo verso destra e verso sinistra, molto lentamente per 15 volte. 1. L'ha appena 2. sottolineato, tutti i movimenti del capo vanno eseguiti molto 3. lentamente. Più che mai poi quando saremo in piedi e quando faremo una serie di altri esercizi, ma sul capo dobbiamo in qualche modo porre questa attenzione di non fare dei movimenti bruschi. Anche qui possiamo abbinare la respirazione nella rotazione a destra e a sinistra e andiamo ad in qualche modo incrementare quella che è la mobilità delle cervicali, che molte volte sono estremamente rigidi. 11. Vedete che il tempo è 12. esattamente reale affinché ognuno di voi da casa possa svolgere questi semplici movimenti di attività fisica. E 15. Ok, portiamo le braccia piegate al petto. Da questa posizione le porteremo in alto sopra la testa, belle distese, sempre per 15 volte. 1 e riportiamo al petto. Vedete che partiamo da pugni chiusi e poi nella distensione abbiamo un'apertura e dunque le mani sono aperte. Ogni movimento va fatto molto lentamente, ognuno lo esegue al proprio ritmo e sempre ogni movimento è abbinato ad un'adeguata respirazione. Vedete che l'Associazione Che Spettacolo insieme alla Fondazione Friuli vi dà la possibilità in qualche modo di raggiungerci a casa per recuperare del benessere psicofisico. Come ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, già una porzione di 10 minuti, d'accordo, sicuramente è tale da incrementare quello che è il nostro benessere totale. Sappiamo anche che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che ci consiglia, anzi, che ogni settimana dovremmo fare almeno 150 minuti di movimento. Naturalmente per movimento consideriamo anche quella che è tutta l'attività che svolgiamo nello svolgere i lavori domestici o anche il giardinaggio o ad esempio anche delle belle camminate. Sapete che si parla dei 10.000 passi al giorno, naturalmente per le persone in là con gli anni bastano 5.000, 7.000. L'importante però è muoverci, perché la vita è movimento e il movimento è vita. Prego Eleonora. Prossimo esercizio, portiamo le braccia distese in alto e lentamente le apriamo verso l'esterno, sempre mantenendo le distese, sempre seguendo il ritmo della respirazione. 1. Quando allargo vuol dire che la cassa toracica 2. si apre ed inspiro e quando ritorno naturalmente espiro. Suggerimento, ognuno sicuramente ha già le proprie abitudini, ma proviamo a inspirare con il naso ed anche ad espirare con lo stesso naso.
siamo a 1:30 di tempo ancora. Non dobbiamo sicuramente mai avere fretta, perché la fretta è un nemico dei nostri esercizi. Come vedete, e lo ripetiamo, sono molto graduali, sono fatti lentamente, affinché ognuno possa ascoltare le proprie sensazioni. Ad esempio qui, più che mai è coinvolto anche il cingolo scapolo-omerale, per cui parliamo di tutta l'articolazione e muscolatura legata alle spalle. 14 e facciamo l'ultimo. 15. Il tempo purtroppo corre, abbiamo ancora un paio di messaggi, ancora un esercizio? Ci giriamo. Allora proviamo, insegniamo come Ok. andare a mettersi seduti, mai abbiamo detto far movimenti bruschi, per cui se la dottoressa Eleonora girerà da questa parte, piega la gamba opposta, ruota sul fianco, porta il braccio in posizione, le gambe scivolano fuori, spingendo con il braccio si mette seduti. Se lo facciamo rivedere ancora una volta Eleonora, per cui da posizione sdraiata, guardiamo, osserviamo, eccolo lentamente, vado, ruoto sul fianco, braccio, scivolano fuori i piedi ed eccomi mi metto seduto. Perfetto. Grazie e arrivederci alla prossima puntata con Anziani in Movimento.